Silvio Schembri in un sabato normalissimo l'abbiamo trovato qui al Bellavista a sorseggiare il suo buon aperitivo e abbiamo approfittato per fargli un'intervista su questa esperienza alle Iene. Grazie Arturo, grazie a te, alla famiglia di Televideo Agrigento che saluto interamente, anche perché io fino a 2 anni fa, diciamo poco meno, lavoravo qua, quindi conosco tutti, dai tecnici ai giornalisti, conosco te, Margherita, è sempre un grande piacere parlare con voi, così come tornare ad Agrigento. Ogni volta che posso, adesso sono stato in Sicilia per una cosa di lavoro vicino Palermo e sono tornato ad Agrigento perché ogni volta che sono in zona faccio il possibile per tornare un po' qui. Ecco, parliamo di questa esperienza delle Iene, professionalmente, insomma, come ci sei arrivato, cosa stai facendo? Beh, il mio percorso è iniziato ovviamente ad Agrigento, perché ogni volta che mi chiedono da fuori come è iniziato il tuo percorso, dico sempre che ho iniziato in una delle migliori palestre, quale appunto la provincia di Agrigento. Noi abbiamo un territorio così particolare sul piano politico, sul piano se vogliamo giudiziario, criminale, sono tanti aspetti che ci consentono di imparare tramite questo lavoro tantissime cose. Da lì poi sono arrivato alla 7, alla Gabbia con Gianluigi Paragone e poi quest'anno sono arrivato a Mediaset alle Iene, che è un pianeta straordinario per chi fa il nostro lavoro, ma anche per chi è della mia generazione, delle generazioni precedenti. È una trasmissione seguitissima che tutti conosciamo, ad essere lì quasi, io all'inizio quando ho iniziato ad avere contatti con loro lo scorso anno quasi non ci credevo, poi invece ho iniziato questa straordinaria avventura con delle persone meravigliose in una redazione straordinaria. Ecco, ti sei occupato di qualche caso in particolare? So che domani farai qualcosa qui in Sicilia. Attualmente sì, sono andato in onda con un servizio, c'è un altro pronto, dovrebbe andare in onda nelle prossime puntate e adesso stiamo chiudendo altri 2 servizi, entrambi in Sicilia, una storia tristissima di una persona che ha avuto tantissimi problemi per via della criminalità organizzata e altro, poi lo vedrete, è un'altra storia che riguarda anche il nostro territorio, poi adesso ci stiamo lavorando, non posso anticipare nulla nel dettaglio, però insomma si vedrà nelle prossime puntate, come diciamo di solito noi.